Il giorno del funerale proclameremo il lutto cittadino in segno di rispetto e di partecipazione della comunità tutta a questo tragico evento. È il gesto dell'intera comunità di Vivaro che si stringe attorno alla famiglia Cesaratto, colpita dalla tragedia di un nonno che ha causato la morte del nipote. E qui dentro, l'officina al numero 16 di Via del Pozzo, che nel tardo pomeriggio di ieri Silvio Cesaratto, 73 anni, avrebbe tentato di aprire la spoletta di una bomba, forse un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale. Con lui l'inseparabile nipotino Gabriele di 10 anni e tanta curiosità. Tutto questo quando attorno a questa morsa è accaduto l'irreparabile. Ieri ero in camera e fuori di camera mia ho sentito un botto, un rumore sordo, sembrava quasi come se una macchina fuori casa mia avesse chiuso la portiera in modo forte, quindi non mi sono neanche preoccupato. Dopo ho sentito l'elicottero arrivare, ambulanze e ho pensato subito al peggio. Probabilmente il tentativo di aprire l'ordigno l'ha fatto deflagrare e i vetri rotti sparsi all'esterno descrivono la potenza dell'esplosione che ha colpito alle gambe il nonno, ma purtroppo ha investito totalmente il bambino. Abbiamo sentito più che altro passare ambulanze in continuo, poi abbiamo visto l'elicottero e a quel punto abbiamo capito che era successo qualcosa qui nelle vicinanze. Siamo arrivati, c'era già i vigili del fuoco, ambulanze e poi detto da tutti c'era stata questa esplosione. Immediato il ricovero all'ospedale di Pordenone per il piccolo che però è morto nella notte. Anche il nonno si trova ricoverato in condizioni serie ma non in pericolo di vita e ora dovrà rispondere di omicidio colposo e detenzione di esplosivi. Per tutta la serata di ieri gli artificieri dei carabinieri giunti da Udine hanno controllato l'officina per vedere se erano depositati altri ordigni. È vero che qui c'è una tradizione di recuperanti, cioè che c'è la passione per il recupero? Ti direi di sì, sì. Purtroppo sì, è risaputo che tante persone vanno a prendere questi residui, quello che trovano. Qui la pratica dei recuperanti è quindi un fatto storico, dettato un tempo dalla fama ed ora da un pericoloso collezionismo magari legato al vicino poligono di Tiro. C'è il più grande poligono del nord Italia, il poligono Cellina Meduna, ed è attivo, però so di per certo che usano proiettili inerti, quindi privi di possibilità di esplodere. Pertanto escludo che possa esserci un collegamento su questa vicenda. Sicuramente in passato poteva esserci qualche rischio in più, anche perché sul territorio si trovavano ordigni della Seconda Guerra Mondiale, magari inesplosi.